È una cosa seria ed è giusto che tutto il mondo se ne occupi e in particolare se ne occupi la politica, certamente implementando per esempio la quantità di fondi sulla ricerca per questa malattia, così come cercando di implementare il fondo per la non autosufficienza. E questo è un impegno politico che mi assumo. Voglio recuperare però anche un'iniziativa che è partita perché ciascuno di noi personalmente faccia la propria parte. E il testimone ideale me l'ha dato Rosaria, che saluto e ringrazio. Rosaria Ciancaione da Roseto, degli Abruzzi. Cara Rosaria, il versamento è fatto, il bonifico, anche noi abbiamo fatto la nostra piccola parte per aiutare l'associazione dell'AISLA per la lotta contro la SLA. Ma voglio chiamare anche altre colleghe che so particolarmente sensibili alle situazioni di malattia e alla ricerca. E quindi chiamo Josefa Idem, chiamo Donatella Albano, chiamo Lucrezia Ricchiuti affinché provvedano anche loro a fare un piccolo versamento a favore di AISLA. In tutti ce la possiamo fare.